L'autopsia sul corpo della 22enne trovata impiccata nel bosco a Teolo servirà a fugare ogni dubbio su quello che appare come un suicidio. Oggi i genitori hanno portato un fiore sul luogo del ritrovamento. Il caso di Annabella Martinelli ha profondamente scosso anche le istituzioni, molti messaggi di vicinanza alla famiglia. Il presidente del Veneto Alberto Stefani: stiamo lavorando perché nelle case di comunità ci sia anche uno psicologo di base. Svanito nel nulla dal 7 ottobre da Conegliano, i familiari di Matteo Vendramina lanciano un appello per far ripartire le ricerche del 31enne trevigiano. Omicidio Tarna, il presunto complice Andrea Vescovo, arrestato mercoledì, non sta bene ed è provato. Sono le parole di uno dei suoi legali, mentre si cerca di capire chi abbia sparato quella notte al 25enne. A 10 giorni dalla giornata della memoria, nel centro di Padova e attorno al ghetto sono comparse scritte antisioniste contro gli ebrei, indaga la Digos. I dati Istat di dicembre certificano la stangata inflazione anche in Veneto. La nostra regione è la terza in Italia per aggravio di spesa delle famiglie. Presentato nella sede di Veneto Agricoltura a Legnaro il bilancio del comparto vitivinicolo veneto per il 2025, il vino regge l'ondata d'urto dei dazi. Si chiama Olympus e omaggio ai Giochi di Milano Cortina per l'edizione 2026 del Carnevale di Venezia. Protagonisti saranno la mitologia e l'armonia di corpo e mente, 18 giorni di eventi dal 31 gennaio al 17 febbraio. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In primo piano il caso di Annabella Martinelli, la studentessa sparita da casa il giorno dell'Epifania. Si terrà martedì l'autopsia sul corpo della studentessa, ritrovato senza vita ieri pomeriggio in un bosco alle porte di Teolo Alta. Oggi la famiglia ha portato sul posto dei fiori. Un fiore per poterla ricordare e pregare per lei hanno ripercorso i suoi passi i genitori di Annabella Martinelli, che con altri familiari sono andati nel bosco dove è stata trovata senza vita, impiccata a un albero e dove restano i segni di quel che è stato. Una famiglia che sceglie ancora una volta il silenzio. Se gli alberi hanno protetto il corpo della studentessa, sarà l'autopsia a dare le risposte alla procura, che sulla sua scomparsa ha aperto un fascicolo per sequestro di persona. L'esame si svolgerà martedì nel laboratorio di medicina legale dell'Università di Padova ed esami potrebbero essere eseguiti anche sui resti delle pizze acquistate da Annabella. A ritrovarla una signora a passeggio con il suo cane in una zona del bosco conosciuta solo a chi abita qui. In questa zona le ricerche non erano arrivate? Così in maniera approfondita no. Al momento non stiamo propendendo assolutamente per l'ipotesi suicidiaria. Ecco, quindi poi vediamo se dall'autopsia emerge qualche cosa, ma insomma questa è l'ipotesi. Questa è una zona che è al di fuori di un sentiero battuto tradizionale? Non è assolutamente un sentiero, è la cresta di una piccola collina qua sopra, e una zona che non è neanche una zona di passaggio, cioè uno deve andarci per forza. Secondo quanto emerso sinora, Annabella Martinelli sarebbe morta proprio in quella gelida notte tra il 6 e il 7 gennaio, la più fredda dell'inverno, con il termometro a -8. Aveva lasciato la casa di Padova, vado da un'amica, aveva detto alla famiglia. Da Padova aveva raggiunto sulla sua bici viola i colli, comprate 2 pizze Selvazzano dentro, a Treponti di Teolo aveva acquistato 2 bibite. Poco dopo le 23 l'incontro con una studentessa che aveva provato ad aiutarla, l'ultima a vederla in vita. Poi solo ipotesi. Il 7 gennaio la denuncia della famiglia, scatta il piano per la ricerca di persone scomparse, una mobilitazione imponente su un territorio vastissimo, 33 km quadrati di colline e boschi, che finisce nel modo più tragico con il gruppo elettrogeno dei vigili del fuoco a illuminare il bosco per permettere il lavoro degli investigatori. È finita nella maniera che pensavamo non dovesse finire, perché gli sforzi sono stati importanti e sono stati tanti sforzi di tanti volontari, di tante persone per cercare di trovarla e di trovarla viva, perché pensavamo tutti di trovarla viva. Siamo vicini alla famiglia e tutta la comunità è vicina alla famiglia e siamo un po' affranti tutti. Il giorno dei funerali di Annabella Martinelli a Teolo sarà lutto cittadino. Accanto alla studentessa il suo cellulare, lo zainetto rosso, dentro anche alcuni biglietti e un blocco con dei disegni che racconterebbero la sua volontà. Le domande restano aperte e affollano la mente di tutti. Affranti, i boschi di Teolo racchiudono il dolore più grande, quello di una famiglia inimmaginabile, quello degli amici, quello di un'intera comunità. Un dolore che adesso va rispettato nel silenzio.
La vicenda di Annabella Martinelli ha scosso profondamente anche le istituzioni, tanti messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia, e il presidente del Veneto Alberto Stefani parla della necessità di inserire nelle comunità, negli ospedali di comunità, lo psicologo di base. Quello che poi possiamo fare a livello regionale è istituire la figura dello psicologo di base, una figura che abbiamo proposto in campagna elettorale nel nostro programma di governo, ma che deve essere integrata sempre di più nella struttura sanitaria del nostro territorio. È scosso da quanto accaduto e dalla morte di Annabella Martinelli il presidente del Veneto Alberto Stefani, che parla del disagio giovanile come di una vera e propria emergenza di cui le istituzioni devono farsi carico. Fatti come questo ci ricordano la necessità di fronteggiare il disagio giovanile. Ancora una volta abbiamo situazioni che illuminano una emergenza vera e propria, quella del disagio giovanile, che noi dobbiamo riuscire ad intercettare con una strategia multilivello, non solo nelle scuole. Colpito da quanto accaduto in queste ore, il presidente del Veneto delinea i tratti dello psicologo di base che agirà in dialogo con le strutture sanitarie del territorio e con i medici di famiglia. Una ipotesi che abbiamo in programma è quella di poterla integrare nelle case di comunità. Noi abbiamo oltre 99 case di comunità in via di realizzazione, tra l'altro con un ottimo stato di avanzamento. In questi mesi, nelle prossime settimane, io girerò le case di comunità anche per verificare lo stato appunto di attuazione di questa grande nuova riforma che deriva dal DM 77, che oggi trova realtà anche in Veneto e che soprattutto può essere costruita tenendo conto delle esigenze del territorio. A San Giovanni Lupatoto, nel Veronese, cresce la preoccupazione per la scomparsa di Diego Baroni, 14enne, che lo scorso 12 gennaio ha fatto perdere le proprie tracce e non è più tornato a casa. Il ragazzino era uscito alle 6:45 per prendere il bus che lo avrebbe dovuto portare all'Istituto Professionale Giorgi di Verona, ma non è mai arrivato a scuola. La mamma ha lanciato un appello sui social e presentato una denuncia ai carabinieri. Le ricerche finora non hanno dato esito. L'ultimo avvistamento del ragazzino è avvenuto davanti alla stazione di Verona Porta Nuova, dove alcune amiche ha detto che era diretto a Milano per raggiungere altri amici dei quali la famiglia non era a conoscenza. E proprio in una zona del capoluogo lombardo è stato infatti agganciato per l'ultima volta il suo cellulare. Voltiamo pagina con l'allarme rientrato invece a Conegliano dopo ore d'angoscia per un ventenne che era partito a piedi dal villaggio Sanson a Scomigo, lasciando a casa il cellulare. Immediato l'allarme dei familiari, rilanciato anche dal sindaco di Conegliano Fabio Chiessa. A muoversi sono stati in tanti. Il ragazzo è stato infatti ritrovato da un brigadiere libero dal servizio che si era mosso sulle sue tracce con il proprio cane. Il militare ha portato il ragazzo in caserma alla fine di un incubo, ha scritto la mamma nel pomeriggio sui social. Il sospiro di sollievo è stato naturalmente collettivo. E invece non si hanno ancora notizie di Matteo Vendramin, il 31enne scomparso dall'ottobre scorso. I familiari chiedono alla prefettura di Treviso di riprendere le ricerche. Resta il mistero sulla sua scomparsa. Profondiamo in uno stallo, in un vuoto di informazioni. L'unica cosa che posso dire è che abbiamo presentato una nuova richiesta alla prefettura e siamo in attesa di una risposta per fare una nuova perlustrazione e allargando, diciamo, un po' l'area del territorio. A più di 3 mesi dalla scomparsa, i familiari di Matteo Vendramin non abbandonano la speranza, non possono e non vogliono farlo. Da qui il loro nuovo appello perché la macchina delle ricerche si rimetta in moto, ma zia Lucilla si rivolge a tutti indistintamente. Nel caso in cui Matteo si sia allontanato, rinnovo l'appello a tutti, a chiunque lo intravedesse. Naturalmente avrà una sembianza diversa, quindi non più curato come è stato nei primi giorni della sua scomparsa. Chiedo a tutti di tenere alta l'attenzione. L'ultimo avvistamento di Matteo Vendramin risale al 7 ottobre del 2025, era un martedì a Rua di San Pietro di
Feletto, a circa 20 minuti dalla sua abitazione di Conegliano. Le telecamere di un'abitazione privata lo riprendono mentre passeggia con le mani in tasca e lo sguardo basso. Seguono giorni di mobilitazione, le ricerche riprendono e si sospendono più volte. Io trovo che sia intollerabile accettare questa cosa. Non è pensabile appunto che con i mezzi che ci sono non ci sia nessuna traccia della persona, e la famiglia, la società intera ha diritto ad avere delle risposte, perché anche questa è sicurezza. I familiari in queste lunghe settimane sono supportati dall'Associazione Penelope, un appoggio a 360 gradi. Cerchiamo di portare un supporto sia psicologico che tecnico e anche legale per aiutare la famiglia a ritrovare Matteo. Il giovane, laureato in scienze e tecnologie alimentari, aveva un buon lavoro, nulla faceva presagire una fuga volontaria. Restano l'angoscia e tanti interrogativi. A marzo Matteo compie gli anni, compirà 32 anni, quindi l'inizio, diciamo, della vita, il diritto ad avere un futuro, quindi aiutateci a ritrovarlo. L'omicidio di Sergio Tarna, il presunto complice Andrea Vescovo, arrestato mercoledì, non sta bene ed è provato. Sono le parole di uno dei suoi legali, mentre si cerca di capire chi abbia sparato quella notte al 25enne. Non sta bene, quello è sicuro, non sta molto bene, molto provato, quindi sì, in questo momento è veramente molto, molto in difficoltà, quindi non sta bene. A parlare uno degli avvocati difensori, l'altro è Federico Fogal. Di Andrea Vescovo, detto Vischio, il 38enne di Spinea, arrestato mercoledì e ritenuto il presunto complice di Riccardo Salvagno per l'omicidio di Sergio Tarna. Nel primo interrogatorio davanti a giudice e PM il 38enne si è avvalso della facoltà di non rispondere e al momento i suoi legali hanno deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione. Vescovo, che vive a Spinea insieme alla mamma e al compagno di lei, viene descritto come una persona fragile provata dalla perdita del padre in età adolescenziale e qualche anno fa da quella del fratello. Da allora avrebbe iniziato a dover assumere farmaci, oltre a essere seguito dal centro di salute mentale. Se ha sbagliato pagherà, ha dichiarato il compagno della donna, secondo cui però non può essere stato Vescovo a sparare. E questo è uno dei tanti punti da chiarire. Chi ha sparato quella sera al barman 25enne? Nell'interrogatorio Salvagno avrebbe detto agli inquirenti che quella notte fu il suo amico a tenere l'arma in mano, arma in dotazione alla polizia locale di Venezia assegnata a Salvagno, che ancora non si trova. E poi c'è il video, attorno a cui si concentrerebbe il movente, un filmato che avrebbe potuto distruggere la carriera di Salvagno, registrato di nascosto da Tarna, ma il suo legale ribadisce altri concetti. Salvagno non ha mai parlato di transessuale, ha parlato di una prostituta in generale, quindi senza entrare neppure nello specifico qualificatorio della persona con cui si stava relazionando. Non ho mai sentito, lo ribadisco, parlare di stupro. Non ho mai sentito di un soggetto drogato. Lunedì farò accesso al fascicolo sperando che ci sia qualcosa in più rispetto a quello che ho già e magari mi farò un'idea anche parzialmente diversa. Intanto emergono ulteriori dettagli sul rapporto tra i due. La mattina del 4 gennaio, secondo i tabulati telefonici, Salvagno avrebbe scritto all'amico Vescovo dalla Spagna, dove era fuggito salvo rientrare in Italia all'indomani, e scusandosi, dicendogli di essere preoccupato e di aver sbagliato tutto. Il caso di Azzurra Breda, la 12enne morta l'ultimo giorno dell'anno per l'influenza. Domani pomeriggio si terranno i funerali nella chiesa di Sant'Angelo di Piove di Sacco. Se è vero che ogni figlio ha il compito di rendere orgogliosi i genitori, Azzurra ce l'hai fatta. C'è tutto il dolore di una famiglia e di quanti conoscevano e amavano Azzurra Breda nell'annuncio pubblico della sua morte e della celebrazione del suo funerale che avverrà domani pomeriggio alle 15 nella chiesa di Sant'Angelo di Piove di Sacco. La sua giovanissima vita si è spezzata a 12 anni nell'ultimo giorno dell'anno, portata via dall'influenza. Sulla sua morte la procura di Padova ha aperto un fascicolo. 3 le dottoresse iscritte nel registro
numero degli indagati con l'accusa di cooperazione in omicidio colposo. La pediatra di famiglia, una specializzando e un medico strutturato dell'azienda ospedaliera di Padova. Per 2 volte la famiglia aveva chiesto aiuto alla pediatra, sentita solo al telefono, e poi al pronto soccorso pediatrico, dove era stata visitata e rimandata a casa una prima volta per poi essere ricoverata il 30 dicembre. Dal reparto Azzurra è arrivata nella terapia intensiva pediatrica, dove è morta la mattina del 31 dicembre. Sulla scomparsa di Azzurra Breda, i genitori, che hanno presentato una denuncia ai carabinieri, chiedono alla giustizia di fare piena luce. Il neonato morto subito dopo il parto sabato scorso all'ospedale di Portogruaro non aveva malformazioni, è quanto emerso dall'autopsia eseguita questo pomeriggio. Circa la causa della morte, si è trattato di un'insufficienza fetto-placentaria acuta. Serviranno tuttavia indagini istologiche accurate di ordine microscopico per definirne la causa specifica, che saranno eseguite nelle prossime settimane. Voltiamo pagina. 10 giorni dalla giornata della memoria e con i venti di guerra che continuano a soffiare in Medio Oriente, nel centro di Padova e attorno al ghetto sono comparse scritte antisioniste e contro l'esercito israeliano. Indaga la Digos. Della più lunga, quella in via Marsala, scritta con vernice rossa, non c'è più traccia. Alcune scritte restano invece nel centro di Padova e in Piazza dei Signori. A notarle, poco dopo le 6, le volanti della questura nel corso del consueto servizio di controllo degli obiettivi sensibili presenti nel centro della città. In via Marsala la frase più lunga, in un'altra strada 2 stelle di David, ulteriori scritte sulle vetrine della catena Starbucks, complici sionisti e Free Gaza, da dove però sono già state cancellate. Una scritta indirizzata anche contro l'IDF, l'esercito israeliano. Immediate sono scattate le indagini della Digos, che sta visionando le telecamere di videosorveglianza dell'area interessata. Le scritte, secondo i primi riscontri, sarebbero state fatte tra la mezzanotte e le 6. Della rimozione è stato interessato anche il comune. Un messaggio d'odio che preoccupa, con la consigliera regionale della Lega Eleonora Mosco, che in un post su internet chiede una condanna collettiva del gesto. Il Veneto è la terza regione italiana per aggravio di spesa delle famiglie, secondo i dati definitivi di dicembre resi noti oggi dall'Istat. A livello nazionale l'inflazione media del 2025 è pari a più 1,5% dall'1% del 2024. In testa alla classifica delle regioni più costose, con un'inflazione annua a più 1,9% il Trentino Alto Adige, che registra a famiglie un aggravio medio pari a 587 euro rispetto al 2024. Segue il Friuli Venezia Giulia più 1,7%, al terzo posto con più 457 euro il Veneto, appunto più 1,7%. Abbiamo chiesto ai cittadini cosa ne pensano e quali sono le loro sensazioni. Siamo andati fuori budget su tutto, proprio su tutto. Vedo che i prezzi sono molto lievitati. Non si può vivere più, cara. Diventiamo sempre più poveri. Non sappiamo cosa dobbiamo fare e vediamo un po' che il governo cosa ci offre adesso. È la verità questa, sa. Gente stanno sulla soglia della povertà. Si cerca di stare attenti alle spese che si fanno, cercando di risparmiare sul superfluo se si può, cercando comunque di togliersi delle piccole soddisfazioni. Adesso quando si va a fare la spesa, i 50 euro, con i 50 euro non si compra più quello che si comprava una volta, esci che hai 3 cose nel carrello e hai speso 50 euro così. Sì, ma tutto, qualsiasi cosa non ha più il prezzo di una volta. E dall'altra parte gli stipendi però sono aumentati. Dipende, io abito in Australia, per cui è relativamente economica rispetto all'Australia. Dipende, immagino che sia tutta questione di potere d'acquisto. Io vengo dalla Puglia, quindi la differenza è enorme tra giù e su. Secondo me è molto importante anche l'educazione all'acquisto, oltre a mantenere dei prezzi che siano adeguati agli stipendi, perché gli stipendi sono bassi rispetto ai prezzi che ci sono fuori. Presentato nella sede di Veneto Agricoltura Legnaro, in provincia di Padova, il bilancio del comparto vitivinicolo veneto per il 2025.
Abbiamo su 8 miliardi e mezzo di agroalimentare, abbiamo 3 miliardi e mezzo di vitivinicolo, la parte da leone la fa il prosecco, le bollicine, il vino rosso è un po' in difficoltà. I consorzi del prosecco sono consorzi iperattivi. Il comparto del vino veneto si conferma leader nazionale per crescita e produzioni. I dati evidenziano nel 2025 un aumento della superficie coltivata di circa 1.000 ettari, portando la superficie complessiva a quasi 105.000 ettari. Il 75% dei vigneti è coltivato con varietà a bacca bianca, mentre il restante 25% è rappresentato da varietà a bacca nera. Nonostante i dazi USA, il mercato americano ha tenuto. Gli scenari più tragici non ci sono stati perché tutto sommato le aziende sono riuscite da questo punto di vista anche a spalmare questo aumento dei dazi in tutta la filiera e questo ha permesso di tenere botta. Ovvio che un po' di preoccupazione c'è, ora vedremo come andrà, l'importante è che noi come agenzia, come Veneto Agricoltura siamo vicini al mondo agricolo anche per trasferire tutta quella innovazione e quelle conoscenze che ci permettono di rimanere competitivi nonostante appunto l'importazione di prodotti agricoli dall'estero. La vendemmia 2025 registra una quantità complessiva di uva raccolta pari a 14 milioni e 600 mila quintali, con un incremento del 6,8% rispetto al 2024. Nel dettaglio sono stati raccolti 11.468 quintali, più 6% di uve DOP, 2.485.000 quintali di uve IGP e poco più di 700.000 quintali di uve varietali. La prova d'ordine è proprio esplorare nuovi mercati, capire come sono fatti, cercare di bloccare le imitazioni e di vendere il nostro prodotto, il nostro grande prodotto. Il 2026 sarà anche l'anno della sostenibilità. Emerge un quadro tutto sommato positivo che però ci impone di impegnarci sul tema della sostenibilità, ma soprattutto di aumentare la competitività delle nostre aziende. Conto alla rovescia per la partenza del Carnevale di Venezia, che avrà le Olimpiadi come tema conduttore dal 31 gennaio al 17 febbraio, in programma decine di eventi dalla laguna all'entroterra. Intitolato Olympus, alle origini del gioco, il Carnevale di Venezia 2026 celebrerà le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Un connubio per certi versi inevitabile, visto che i due eventi si svolgeranno sostanzialmente in contemporanea. Dal 31 gennaio al 17 febbraio il Carnevale, dal 6 al 22 febbraio le Olimpiadi. Ma quali sono i punti di contatto in cui performance sportive e travestimenti si incontrano? Il Carnevale è una festa eterogenea, divertente, chiassosa e a voler guardare nella storia dell'arte troviamo tantissimi riferimenti. Chi si vuole vestire ha voglia e fantasia, a partire dai miti greci fino ai supereroi ce n'è. Nel quadro di fine Settecento di Gabriel Bella, la festa del Giovedì Grasso in piazzetta, utilizzato a simbolo di questa edizione del Carnevale, si vedono degli atleti che formano una piramide umana, una delle specialità di uno spettacolo all'epoca molto popolare, chiamato le Forze d'Ercole, oppure un acrobata che si sta calando dal campanile di San Marco, il cosiddetto svolo del turco. Ecco allora come abilità sportive e festeggiamenti carnevaleschi si intrecciassero nel Medioevo. Al calcio giocavamo già nel 300, 400 con regole completamente diverse e fu sospeso, pensate, addirittura quindi per capire qual era il confronto, perché c'erano troppi decessi. Quindi insomma, ma non soltanto tra chi lo giocava, ma anche tra il pubblico. A volte di questi tumultuosi eventi sportivi rimane traccia nella toponomastica cittadina, come per Calle della Raccheta a Cannareggio. Si giocava con una racchetta, va bene, e con una palla che era fatta con pergamena e all'interno, compressa, veniva messa della lana e addirittura rimbalzavano. E lungo la calle, dalle finestre sovrastanti, c'era un pubblico incredibile e costante. Il primo appuntamento del Carnevale di Venezia 2026 sarà
in piazza San Marco dalle 17 di sabato 31 gennaio con il Gran Ballo di Carnevale, seguito domenica dal suggestivo corteo acqueo lungo il Canal Grande e lo scoppio della Pantegana sotto il ponte di Rialto. Da lì un lunghissimo calendario di eventi in tutto il comune, dagli spettacoli sull'acqua dell'Arsenale a sfilate di carri allegorici in tutto l'entroterra e al Lido e Pellestrina. Il Carnival Street Show prevede oltre 350 artisti coinvolti e 1000 esibizioni, ma anche nello spettacolo all'Arsenale nonché al dinner show il tema delle Olimpiadi sarà ripreso. Abbiamo cercato di diminuire la pressione territoriale anche con l'espansione della programmazione su tutto il territorio, a cominciare dalla terraferma. Il fatto di non avere solo la spettacolazione in piazza San Marco e di avere più punti di attrazione ci permette di non avere particolari affollamenti. Ovviamente le aree più centrali in alcuni momenti sono fortemente sotto pressione. Incontro a Padova tra Paolo Sorrentino e Tony Servillo e 500 studenti delle scuole superiori al Cinema Astra in via Aspetti. È la prima data del Tour Veneto per la promozione del film La Grazia, che vede Tony Servillo nuovamente protagonista di un film del regista premio Oscar in cui interpreta un presidente della Repubblica che dovrà decidere se concedere la grazia a 2 detenuti. Grande successo e grande interesse da parte dei ragazzi, che poi naturalmente hanno chiesto autografi e selfie alle 2 star. E con questa notizia chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come di consueto alla sigla e le previsioni meteo. Grazie per l'attenzione e buona serata.